Preso al volo Dylan Buarolo, che è un DJ tra i più affermati a livello nazionale e non solo. Ciao Dylan. Allora, buongiorno. Parlami il tuo genere di musica, cos'è e cosa stai facendo in questo momento? Sì, ciao, io sono produttore di questa musica, di questo genere Psytrance, che è musica elettronica con dei suoni psichedelici. Ormai è 12 anni che produco questo genere di musica e in questi ultimi anni mi sto, affermando di più anche sia in eventi più grandi, come per esempio del 14 e 18 agosto suonerò per la prima volta al Wow Festival in Umbria, che l'anno scorso ci sono state più di 5.000 persone. E in più faccio parte anche di questa organizzazione che ormai contattiamo tutti i DJ stranieri e organizziamo eventi belli, grandi, e sono contento di questa passione che mi sta facendo divertire e appassionare sempre di più. Per capire il tipo di musica, dov'è che possiamo guardare? Potete seguirmi nei miei canali Instagram, che è Synaptica Official, è il nome corretto, oppure anche su Spotify, che sta andando bene anche ultimamente Spotify, e anche SoundCloud, ecco, con le campane però. Domanda da adulto, ma Sì. con la tua musica riesci a guadagnare, a sostenerti? Per me è più importante la passione che mi dà la musica, non più i soldi. Poi se verranno anche quelli saremo più contenti. Moderatamente soddisfatto? Moderatamente soddisfatto, sì. L'anno scorso sono stato a Los Angeles a lavorare e con gli algoritmi sono riusciti a contattarmi sta etichetta messicana, e perciò adesso la mia musica, ogni volta che rilascio il mio singolo, che infatti l'8 settembre uscirà il mio prossimo singolo, che seguitemi su Spotify, e si è allargato l'algoritmo con l'America, nel senso, uscendo da etichetta messicana, essendo lei in America, c'è un po' più di seguito. Infatti ci sto lavorando anche per aumentare sia le pagine Instagram e anche Facebook.